Ai nostri microfoni, Presidente Pedone, Presidente, nello sport la scaramanzia è tutto, quindi per cui propongo visita infrasettimanale fissa, no? Fissa, gli farò una comparsata ormai tutti i martedì. A parte gli scherzi, ho visto veramente un'ottima risposta in campo. Siamo tornati alle nostre medie difensive a 47 punti, li abbiamo tenuti. Tra l'altro loro una squadra onesta, anche con delle buone individualità, non meritano secondo me il penultimo posto in classifica, hanno un bel gioco, noi li abbiamo ingabbiati nella solita nostra difesa tosta. Bene, ho visto molto bene, buone reazioni da tutti i ragazzi, bene così. Presidente, ragionavamo prima in telecronaca come fosse la sconfitta di Vicenza e il conseguente lottare attivo per il primo posto fino alla fine del regular season sia un tonico per lo spirito della squadra, di non rilassarsi fino alla fine, presentarsi ai playoff già belli carichi. Sì, i ragazzi hanno già, come dicevo l'altro giorno, un curriculum talmente elevato che rilassarsi un po' è anche abbastanza normale. Così non ci è data la possibilità di farlo, quindi dobbiamo vincere anche le prossime due e riuscire ad avere il vantaggio di questo splendido pubblico ai playoff. Eh sì, poi con un truccolo così e con un pinton così stellare veramente sognare è lecito, no? Sì, avevo fatto la battuta a Ricky l'altro giorno, bravo per la difesa, però adesso basta, voglio vedere i tuoi famosi tiri anche ignoranti, e oggi mi ha ascoltato, bene. Il Presidente ha toccato le corde giuste, lo ringraziamo per l'intervista, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a voi, ci vediamo domenica prossima. I nostri microfoni elettroshock, come l'ha ribattezzato Massimo Fontanini, e quest'oggi è stato veramente un elettroshock, subito 2 triple per entrare in partita, poi tutto facile. Sì, beh, personalmente sì, sono entrato subito in partita, ci eravamo allenati anche stamattina, per cui è stato un po' più facile trovare il ritmo, diciamo, eravamo già pronti da stamattina. Sì, sono contento. Poi sai cosa? Ragionavamo in telecronaca, sto facendo questa domanda un po' a tutti, come forse la sconfitta di Vicenza e quindi giocare attivamente per il primo posto fin alla fine forse può far bene come tonificante per lo spirito per i playoff, no? Arrivare fino all'ultima giornata con qualcosa da giocarsi. Sì, beh, oggi a prescindere è importante avere una reazione per noi stessi, si è visto, insomma, era palese che oggi stavamo fisicamente tutti quanti molto meglio. Mentre non è una scusante, però si vedeva che la settimana scorsa non è stato ok, va bene l'atteggiamento, però comunque eravamo tutti quanti un po' sulle gambe, per cui speriamo di trarre il frutto del nostro lavoro, ecco, che da adesso in poi è stare sempre maggiormente meglio, e per cui, come hai detto te, di affrontare ogni partita fino alla fine e rimanere sul pezzo. Vi siete, ultima domanda, vi siete molto concentrati, abbiamo visto, su eseguire i giochi fino alla fine per coinvolgere tutti i 5 giocatori in campo, no? Sì, oggi abbiamo giocato tutti quanti assieme, cerchiamo sempre di giocare assieme, però un conto è cercare, un conto è eseguire le cose per giocare assieme. Oggi ci siamo riusciti sin dall'inizio, siamo partiti bene, per cui dopo è stato tutto un po' più facile. Se non è facile, comunque siamo in 10 giocatori, mettere il ritmo tutti non è facile, però ci riusciamo. Però bene così, dai, bene così, in punto il foglio rosa. Grazie mille a Mauro Pinton e in bocca al lupo per il resto. E voi, Crepi, buonasera. Ce l'abbiamo qui con i microfoni l'avvocato Pollini, rapporti istituzionali del club, è stato nominato 6 mesi fa, finalmente possiamo intervistarti. E cosa ti passa questa sera l'Apo GSA Udine? Mi è parsa una squadra finalmente ritrovata. La cosa che mi ha colpito di più è questa difesa. Una difesa coriacea che non lascia spazio agli avversari, anche se nel primo periodo Moncalieri si è distinta e ha tenuto testa alla capolista. Purtroppo il divario si è poi notato nel corso degli altri periodi fino a un quasi 30 punti di differenza. Si poteva anche non giocare l'ultimo periodo tranquillamente, ma sai cosa? Dopo la debacle di Vicenza, oggi era importante, no? Avere lo spirito giusto. Era importante questa prestazione, era importante la vittoria, perché tutto il pubblico e soprattutto la squadra deve sentirsi unita, da partire dal presidente fino all'ultimo collaboratore dell'APU GSA. Questa sera ero anch'io presente, questa sera ho portato anch'io un po' di energia.
Ho portato il fair play perché il fair play è sempre importante, Fondamentale. è fondamentale. Ci siamo divertiti, si gioca di sabato sera, invece di andare a scorrazzare in giro i giovani erano qui a guardare una partita di basket. Le istituzioni è importante che questo lo sappiano, che bisogna promuovere sempre di più lo sport perché è il veicolo per rimanere uniti e per dare alla città degli sviluppi e degli obiettivi. Soprattutto in questo momento che l'APU GSA Udine è sulla bocca di tutti per il bene che sta facendo il presidente Pedone alla squadra. Il presidente Pedone si è impegnato personalmente e con lui tutta la squadra che segue l'APU GSA. Speriamo dal prossimo anno di avere uno spazio ancora più importante e soprattutto di poter raccogliere intorno alla squadra ancora più giovani, proprio perché le energie positive dello sport vengano confluite in qualcosa di energia buona, ecco, pulita e non dispersa nel nulla. Condivido appieno, la ringrazio del vostro intervento, Avvocato Pollini, in bocca al lupo per proseguire. E in bocca al lupo alla squadra, soprattutto al GSA. Grazie. Partiamo subito su una disamina, quanto importante era fare una bella partita anche sotto il punto di vista del gioco dopo la debacle di Vicenza. Ma sì, volevamo fortemente una prova convincente, chiaramente i 2 punti perché sono fondamentali di qui fino alla fine della stagione regolare. Temevamo questa partita anche perché Torino è una squadra che si deve salvare, una squadra che nelle ultime settimane ha fornito delle buonissime prestazioni, soprattutto ha battuto Orzi Nuovi qualche settimana fa e sapendo la nostra condizione, insomma, l'abbiamo presa con molta concentrazione. Abbiamo ritrovato sicuramente la nostra difesa e la nostra intensità. Una domanda che ho fatto a tutti, la sconfitta di Vicenza e quindi il conseguente lottare attivo per il primo posto fino alla fine della regular season può essere un tonico per lo spirito per i playoff, non arrivare magari un po' sconcentrati con 6 punti di vantaggio? Allora diciamo che col senno di poi sì, però avrei preferito vincere, anche perché questa squadra ha dimostrato di non rilassarsi mai, cioè ha avuto un calo fisico nell'ultimo mese e mezzo, molti infortuni, adesso sai molti giocatori stanno recuperando, perciò è chiaro che abbiamo un po' mollato, però dal punto di vista testa i ragazzi hanno sempre dimostrato di esserci. È chiaro che è un campanello d'allarme, nel senso che non abbiamo più quel jolly da giocarci per arrivare primi, perciò tutto sommato potrebbe andare bene. È vero che dobbiamo portare a casa però le prossime 2 partite in tutto e dipenderà sicuramente da noi comunque. Sicuramente, un discorso invece tecnico, le tue indicazioni, oltre alla difesa classica aggressiva contro un marchio di fabbrica, all'inizio abbiamo notato noi in cronaca la voglia dei giocatori di coinvolgersi, di toccare tutti i palloni in attacco, di far tiri puliti anche al 24esimo secondo dopo lo schema. Sì, ci abbiamo lavorato in questa settimana, ma anche da sempre, però negli ultimi tempi, un po' per tutti i motivi che abbiamo detto, abbiamo perso un po' di fluidità nel gioco d'attacco, perciò mi è piaciuto molto, la voglia proprio di lavorare per i propri compagni. Qualche volta qualcuno ha rinunciato anche dei tiri per far tirare il proprio compagno e questo è il nostro credo e questa è la nostra mentalità. Unica nota un po' negativa, le solite palle perse, più forse per non so, una sicurezza nei nostri passaggi dove qualche volta dobbiamo stare un po' più attenti, però ripeto magari fossimo sempre così. Al di là della palissiana concretezza di Pinton e Trucolo che hanno tirato benissimo questa sera, a un certo punto hanno tipo 8 su 12 da 3, ci sono piaciuto molto Zacchetti, molto attivo in ambi i lati del campo, soprattutto nel primo quarto la squadra l'ha cercato molto, lui ha risposto presente sia in attacco sia in difesa. Ma sì, come detto oggi c'è stata una prova globale da parte di tutti chiaramente. No, sono contento per la prova di Zacchetti e anche per quella di Giulio Maria, perché magari sono i nostri 2 veri 5 che negli ultimi tempi hanno fatto un po' fatica e tutte e 2 hanno risposto bene. E anche di Giulio mi è piaciuto molto, soprattutto difensivamente, ha messo molta intensità, molta grinta. Insomma, bene, sai, se pian piano abbiamo ancora una ventina di giorni prima dei playoff, dobbiamo riprendere un po' di fiducia, ma soprattutto la forma fisica che è quella che ci accompagnerà poi fino alla fine. Ultima domanda, anzi non 2 poi ti lascio scappare, e sul rapporto infortuni, Capitan Vanuzzo e Marchetti che ho visto io massaggiare per la partita, era un problema più invece tecnico? No, vabbè, Vanuzzo purtroppo aveva preso una brutta botta al naso, però adesso sono andato in infermeria, non è una questione di ossa, ma un taglio al naso, anche abbastanza. Insomma, diciamo sì, speriamo non sia niente di lungo. No, per Marchetti niente, è una questione disciplinare, è entrato in panchina. Non volevamo entrare in merito, ci chiedevamo se un minuto, a me sembrava un giocatore che
gioca con molta esuberanza e a volte esagera un pochettino, perciò mi ha risposto, rifletterà su quello che ha fatto, ma abbiamo bisogno di tutti chiaramente. Sì, sono cose che succedono, Croce delizia, classico di giocatori con tanta verve. Grazie mille coach Lardo e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi, arrivederci. Davide, secondo me oggi era importante giocare bene, oltre che a vincere dopo Vicenza, sia in difesa sia in attacco. Ma sono d'accordo con te, avevamo un pizzico di paura di questa partita perché venivamo da una settimana un po' difficile, seguito di una sconfitta che ci aveva un po' preoccupato non tanto per la sconfitta di per sé ma per come era arrivata, no? Quindi in settimana ci siamo trovati, abbiamo parlato e devo dire che oggi la squadra ha reagito, questa è la cosa più importante, come dici tu, mi sembra una buona qualità del gioco, pronti via il primo quarto, li abbiamo subito aggrediti in difesa, allora facciamo fatica a fare canestro, quando giochiamo a questi ritmi è evidente che ce n'è per pochi, quindi insomma bene, però io sono in questo periodo molto pragmatico e ti dico che questa vittoria ci serve perché blindiamo il primo posto. Sì, bisogna arrivare primi. Ho fatto questa domanda anche a coach Lardo e anche al presidente. Lottare fino alla fine attivamente per il primo posto può essere tonificante per lo spirito, per presentarsi ai playoff con la carica giusta? Io e te ne abbiamo viste tante, quante volte la squadra che arriva più 6 prima, tocchiamo ferro e tutto, si presenta un po' sconcentrata perché l'ultimo mese già pensa ai playoff ma in concreto no? A me piace quando mi fanno domande intelligenti di pallacanestro, questa è una domanda intelligente di pallacanestro. Condivido in pieno, arrivare a giocare fino in fondo fa in modo che per me la sconfitta di Vicenza, se noi vinciamo le prossime due e arriviamo primi, la sconfitta di Vicenza sarà stato un bene perché ci ha permesso di fermarci, ragionare. Sta sul pezzo, non un mese. Sul pezzo, capire cosa non va, un problema fisico, atletico, di testa, di cosa, ci vogliamo tutti bene, gli arbitri sono dei cattivoni, piove a Udine, ecco, capiamo e non abbiamo compromesso nulla, quindi il destino è nelle nostre mani, adesso dobbiamo vincere le prossime due e arrivare primi, però come dici tu può essere un bene. Poi se Marchetti, se Truccolo e Pinton tirano così, cioè poi tutti i tiri puliti, no? Giocando bene, c'è anche Porta, tante volte io ho letto, ho sentito, ma Porta deve fare 30 punti perché Olimpiadi, bla bla bla. Porta ha fatto tante situazioni che ha creato subito numerica per tiri buoni per Truccolo e per Pinton. Ma è stato preso per quello, per la sua leadership. È chiaro che Porta però quando magari la squadra è un po' in difficoltà o c'è bisogno di un tiro con la palla che pesa, ecco, in questo si chiede forse a lui magari, no? Non i 30 punti. Però, come dicevi tu, sai, allora, la pallacanestro è un gioco meraviglioso, Lino Lardo non ci ascolta, gli allenatori sono tutti bravissimi, però se Pinton e Truccolo sparano una serie triple è più facile allenare, ma io non voglio togliere meriti a Lino che per me vale il migliore allenatore del mondo, ma è chiaro che noi del settore siamo dipendenti dai giocatori, ma questo vale, quindi se Poltro recupera un po' di condizione, sto fermo parecchio, Pinton e Truccolo tornano i fromboglieri che sono, sotto abbiamo tanti lunghi, cioè se noi torniamo un po' brillanti io credo che questa squadra, il primo avversario di questa squadra sia questa squadra. Poi parlavi di lunghi, poi ti lascio andare. Gioelone nostro oggi, come è iniziato la partita? Questo è il merito di Lardo, secondo me, che l'ha pungolato giustamente e ha fatto un primo quarto che io non vedevo veramente da una vita giocare così, sia in attacco sia in difesa. Ma parlavamo anche con Bolda in telecronaca, sullo show difensivo lui inizia il campionato, faceva sempre fallo, oggi invece ha dominato. Io ti dico che Lardo mi dice che Joel si allena così, gioca così e si allena così da più di un mese, quindi lui sta bene. Il problema è che lui ultimamente non riusciva a trasformare in partita tutto il lavoro che faceva in settimana. Oggi lui ha iniziato come si allena, cioè dominando. Allora, uno come Zacchetti, per me deve essere la normalità la partita di oggi, non dire come mai Joel ha giocato così. Cioè Joel è un giocatore dominante, poi dipende da lui, come dicevo prima, se lui è sereno, sta bene, devo dire che Lardo gli dà sempre la chance di partire in quintetto, quindi Joel se la gioca sempre. Chiaro che Lardo lo mette in quintetto perché? Perché se Joel parte così, 8-0 per noi, un discorso è partire 2-0 e andiamo a metà campo, no? Sì. Parlo di calcio, esatto. E tu recupera 3-1, no? Un discorso è partire 8-0, devi fare 4 canestri più di me da 2, no? 8-0 con 2 stoppate difensivi, siamo a posto.